Eccomi, buongiorno a tutti e un benvenuto ad Alessandra Moretti, eccola qui, vice sindaco di Vicenza, europarlamentare in carica e in corsa, vero Alessandra? Grazie Gwendalina e grazie soprattutto a International Radio che mi ha voluta oggi a parlare qui con voi. Ecco, io ti volevo portare praticamente, Alessandro, volevo catapultarti nella realtà di Scardovari, perché tu sei venuta recentemente a vedere un po' la situazione di quelli che sono gli effetti del granchio blu e c'è stata anche una situazione di fotografia di quello che è la presenza delle donne nella pesca, no? Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che il consorzio appunto pescatori di Scardovari, quindi Porto Tolle, conglomera, insomma, ne fanno parte 14 cooperative, quindi 1500 pescatori all'incirca, di cui quasi la maggioranza, circa 700 donne, sono appunto pescatrici, però non hanno posti apicali. E quella una mattinata appunto c'è stata questa manifestazione proprio nel momento in cui sono state elette, no, le nuove cariche, rinnovate le nuove cariche del Consiglio di amministrazione. C'erano delle donne che hanno detto delle parole a questa manifestazione, diciamo, e non vogliamo riportarle, però non sono nei posti apicali. Alessandra, cosa ne pensi? Beh, intanto grazie Gwendalina per avermi ricordata tra i politici che si sono impegnati e anche interessati molto alla vicenda del granchio blu e tu sai come l'Europa abbia già deciso di avviare un programma di ricerca molto importante sulle ragioni di questa presenza e soprattutto ha già stanziato come fondo FEAMPA già 46 milioni di euro proprio per il Veneto, proprio per avviare un programma che aiuti le famiglie rimaste in particolare senza reddito. Tante sono le donne che si occupano di pesca, ma come spesso accade sono poche le donne che hanno ruoli apicali e ruoli di responsabilità nei vertici di rappresentanza, tant'è vero che anch'io che sono venuta appunto a trovare il consorzio ho fatto notare di fronte ad una platea dove c'erano anche molte donne che fosse un peccato che mancasse la voce e la rappresentanza femminile delle donne, che in generale questo rappresenta un problema molto più ampio, tant'è vero che in Europa noi ci siamo battute per la presenza delle donne obbligatorie nei consigli di amministrazione di tutte le aziende partecipate dallo Stato. Quindi abbiamo fatto già un primo passo molto importante, però c'è ancora tanto da fare, soprattutto a livello culturale. Ah, senz'altro, questo te ne do atto. Senti Alessandra, ma nella tua posizione di europarlamentare, perché abbiamo detto sei in carica e in corsa, no? Cosa potrai fare per non solo le donne, ma comunque per questo flagello, no? Chiamiamolo così, quello che è stato gli effetti del granchio blu in sede europea? Ma innanzitutto noi abbiamo spinto perché questo fondo venisse erogato e quindi il Veneto ha, ottenuto questi fondi molto importanti, queste risorse, però ne ha destinate a questa problematica soltanto 200.000, che sono molto poche per i ristori soprattutto. Dopodiché c'è anche, sempre da parte dell'Europa, è stato stanziato un fondo per la gestione delle emergenze a livello nazionale che è di circa 100 milioni di euro e abbiamo ribadito che il governo italiano, in particolare anche Lollobrigida, destina una quota importante di questo fondo proprio al tema e al problema e alla grande emergenza del granchio blu che, ripeto, vede centinaia di famiglie che da mesi ormai non hanno più reddito, quindi fissare una quota importante di questi fondi, ma non è l'Europa adesso che ha la responsabilità, l'Europa ha fatto la sua parte destinando fondi europei importanti, adesso è il governo e poi la Regione Veneto che deve appunto muoversi nella destinazione. Certo, dopo questa tematica, perché è uno dei problemi che le pescatrici mi chiedevano proprio stamattina, guarda, perché ero a Scardovari. Bene. Cambiamo un attimo, giriamo pagina, no? Parliamo di pagine, facciamo vedere se il regista mi dà l'ok, faccio vedere questo settimanale dove c'è una collega giornalista, però ci sei anche tu, bravissima Alessandra. Ecco, si parla di te, della tua vita, ma c'è un aggancio, si parla di un libro, tu hai praticamente scritto un libro che parla della tua vita, corretto?
Sì, io ho scritto questo Raccontaci. libro con Baldini più Castoldi come casa editrice. È un libro autobiografico dove io ovviamente parlo della mia vita, della mia storia personale, che si intreccia però con il mio impegno politico, perché ovviamente è interessante capire come una donna che arriva al Parlamento europeo dopo tanti anni di amministrazione locale, di consiglio regionale, come fa a conciliare poi la vita anche privata, la crescita dei figli, in particolare la cura della propria famiglia. È un libro che si intitola La vita rivoluzionaria di una donna comune ed è dedicata a tutte le donne comuni, appunto, che nel loro quotidiano cercano di fare delle piccole grandi rivoluzioni, cambiando in meglio la vita e la condizione della vita delle persone che hanno intorno. Per me è un libro che è stato molto bello scrivere e penso che sia un libro che piacerà perché all'interno di questo libro ognuno trova dei pezzi della propria vita, no? Spesso viviamo delle condizioni, delle difficoltà, dobbiamo superare degli ostacoli molto comuni e quindi credo insomma che soprattutto le donne si potranno ritrovare e immedesimare. Certo, prendo un passaggio dell'articolo, Alessandra, e c'è scritto proprio: in Europa mi sono impegnata per le donne afghane. Ti chiedo questo perché qui ci sono nelle diverse comunità, non solo di Cavarzere dove ha sede la radio, Adria e quant'altro, altri comuni, abbiamo anche insomma, donne di altre etnie, di altre provenienza. E come ti sei battuta per i diritti appunto di queste donne meno fortunate? Ma guarda, intanto io nel libro lo scrivo, no? Noi che siamo nati nella parte fortunata del mondo abbiamo il compito, il dovere, la responsabilità di far sentire la voce anche di chi non ha voce, non ha identità, non ha diritti e di scendere in piazza anche per garantire a queste persone un futuro migliore, una speranza. Mi sono occupata delle donne afghane in particolare quando Kabul è ripiombata nell'inferno dell'occupazione dei talebani e ovviamente ho cercato in tutti i modi di salvare il più possibile le donne che sono state e sono le vittime più diciamo numerose di questa tirannia dei talebani. Le donne in Afghanistan non possono studiare, non possono andare a scuola, non possono uscire senza la presenza di un uomo, non possono neanche accedere ai servizi sanitari, non possono cioè curarsi. Allora io penso che in questo grande lavoro che io ho fatto ne ho salvate 32 che oggi sono in Italia, sono in Belgio, sono in Germania, sono ragazze molto giovani che potrebbero Bello. essere mie figlie e che oggi hanno una speranza perché vivono appunto in Europa. Certo. Voltiamo pagina perché i tempi sono quelli che sono. Ho visto su Instagram una foto con Adelmo Cervi, che è stato tra l'altro proprio recentemente ospite ad Adria e ha incontrato i ragazzi. Adelmo, se riusciamo a farlo vedere, ha scritto anche chiaramente questo libro. Io ho visto su Instagram una foto te e lui insieme. Diciamo ai nostri radioascoltatori questo passaggio, Alessandra, come l'hai vissuta quando sei andata a trovare appunto i fratelli, cioè i cervi, insomma. Bello. Beh, allora intanto io sono la nipote di un comandante partigiano che ha fatto la resistenza e quindi sono cresciuta in un ambiente dove il 25 aprile, dove è il ricordo di chi ha sacrificato la vita per darci i diritti, anche quello di andare a votare è molto forte ed è molto radicato. Il 25 aprile di quest'anno sono appunto andata a Casa Cervi a trovare appunto Adelmo e tanti amici che condividono, come tantissimi di noi, la maggioranza degli italiani, la memoria di cosa è stata la resistenza, di cosa è stata la battaglia contro il nazifascismo. Anche nel mio libro io ricordo le staffette partigiane, una di queste si chiamava Tina Anselmi, che è stata poi ministra del lavoro, ministra della sanità. E siccome anche l'Europa si fonda, diciamo, sull'antifascismo, sull'antinazismo, viene creata l'Europa per garantirci la pace e la prosperità tra i popoli, è chiaro che io candidandomi adesso per le prossime elezioni europee dell'8 e il 9 giugno e diciamo avendo lavorato molto in questi 5 anni sui diritti fondamentali delle persone, tra cui la salute, è chiaro che ho voluto in quella giornata così importante per noi essere in un luogo diciamo di memoria. Certo. Per chiudere proprio per la questione, dicevamo prima, i tempi per i tuoi impegni, Alessandra, ti volevo chiedere, oggi è il 23 maggio, la ricorrenza 32 anni fa, la strada di Capaci, una tua riflessione in merito a questa che è stata una tragedia per tutta l'Italia?
Beh, la strage di Capaci, l'uccisione di Falcone, poco dopo anche quella di 57 Borsellino, insomma, hanno giorni. rappresentato una ferita importante per il paese, hanno segnato un'intera generazione. Pensa a Gwendalina che io mi sono iscritta a giurisprudenza ispirata proprio da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Volevo diventare una giudice, poi mi sono fermata all'avvocatura, sono diventata avvocata, ma diciamo era molto forte in me il principio, il valore della legalità, la difesa dei diritti, della legge, delle regole. Ecco, io credo che questo sia un messaggio importante. Anche qui, vedi, torna la parola memoria, i ricordi. Non c'è futuro se noi non siamo fortemente radicati nella memoria e nella storia del nostro paese, che è fatta di tante cose straordinariamente importanti, penso alle battaglie per i diritti, ma anche di tante tragedie, penso al terrorismo, ma anche appunto alle stragi di mafia. Una mafia che dobbiamo continuare a combattere perché crea discriminazione, crea disagio sociale, e anche in Europa di questo parliamo molto, per garantire degli stati liberi, ecco, dalla violenza mafiosa, dalla camorra, dall''ndrangheta, di cui purtroppo in Italia però alcune zone del paese pagano caro le conseguenze. Certo. Un ultimo tuo messaggio a chi appunto ci ascolta, Alessandra, e soprattutto alle pescatrici, no? Questo settore che è preminente, si sa, nel Delta. E, insomma, una tua vicinanza proprio con le parole, perché anche ieri sera mi hanno chiesto di te, quindi un tuo messaggio, vai. Ma guarda, io sono una parlamentare europea e sono sempre stata una politica molto vicina al mio territorio. Quando si dice l'Europa, beh, l'Europa siamo noi. La cosa importante è che in Europa ci siano persone che ci vadano in quelle aule parlamentari, che lavorino nelle commissioni e che portino la voce delle categorie economiche e sociali come quella dei pescatori e delle pescatrici. È chiaro che è importante però, no? Che ci si diciamo affidi a delle persone serie, a delle persone competenti, ce ne sono tante, non parlo ovviamente solo della sottoscritta, Certo. ma l'Europa diciamo le elezioni prossime dell'8 e 9 di giugno rappresentano una grande occasione, quella di scegliere, di scrivere il cognome sulla scheda elettorale a fianco di un simbolo e seguire quella persona e chiedere che quella persona si faccia carico di istanze, di problematiche, trovando anche le soluzioni ai problemi. Per questo serve la politica, no? Uno strumento per migliorare la condizione delle persone e per far sì che discriminazioni e disuguaglianze vengano totalmente abbattute. Certo, Alessandra, tu sai che io ti richiamerò dopo le elezioni, vero? Vero? Ritorneremo. Lo aspetto la tua chiamata, Gwendalina, quella di International Radio, e ovviamente ci conto soprattutto che mi portiate fortuna e che io il 10 di giugno sia nuovamente a calcare le aule del Parlamento europeo. Certo, in bocca al lupo Alessandra, e Viva il lupo. buona campagna insomma elettorale, e noi ci auguriamo una buona giornata ai nostri ascoltatori e anche a te Alessandra con tutti i tuoi impegni. Grazie mille. Buona giornata a tutti.